Buongiorno, ben trovati. Questo è il punto in cui vediamo assieme i dati della giornata appena arrivati, ovvero quello che si riferiscono al periodo che va dalle ieri sera a questa mattina. Come sono andati? I dati li vediamo, la fonte è la Regione Veneto Azienda Zero, in totale in Regione Veneto, la vedete dall'ultima riga, sono 1595 casi, ossia 137 in più rispetto alla mezza giornata precedente. Come vedete sono aumentati in particolare a Padova, sono aumentati a Venezia, sono molto aumentati a Verona, più 40, e anche a Vicenza più 18. Questi i dati principali. Il cluster di Vo segnala meno 3 casi, ma andiamo a vedere naturalmente la tabella che, come abbiamo ben imparato in questi giorni, è essere la più importante di tutto, ovvero quella che riguarda le singole ALS, partendo sempre dall'ultima riga. L'ultima riga ci dice qui, a questo punto in mezzo, che sono 107 i casi in terapia intensiva, sono più 6 casi rispetto alla mezza giornata precedente, e sono 366 i casi invece ospedalizzati, più 9 rispetto alla giornata precedente. Purtroppo c'è anche questo dato, quello più a destra di tutti, il 42, significa i 42 sono i decessi che sono stati comunicati, che poi naturalmente dovranno essere validati, quindi più 2 in queste ultime 12-13 ore. Questa è la situazione. Come vedete, il dato che preoccupa molto è sempre quello dell'avere superato i 100 casi, poi bisogna vedere nel corso della giornata. Abbiamo visto che è durante il giorno che vengono contabilizzati probabilmente più casi, perché ci sono anche più possibilità di valutare durante il giorno quali sono e come sono messi i casi, però comunque come aveva già detto ieri Zaia, si è superato i 100 e si va avanti così, andando avanti così, insomma la situazione resta tale che vale sempre ed esclusivamente il punto che dice stiamo a casa. Questa è l'unica roba seria che si può dire in questi casi, è l'unica cosa che serve veramente, stare a casa assolutamente il più possibile, il più distante possibile dalle persone, mantenere il più possibile qualsiasi atteggiamento di prudenza. Ci vediamo più tardi. Buongiorno, ben ritrovati alla nostra lunga diretta che vi accompagnerà con le notizie, con tutte le informazioni di servizio, con i dati, tutto quello che è possibile raccontare sia attraverso l'agenzia sia attraverso soprattutto il lavoro delle nostre redazioni, fuori dalle redazioni stesse, con i nostri tecnici, proprio andare a raccontare il territorio. Innanzitutto una cosa che manderemo varie volte è il cartello della Regione Veneto, dove c'è scritto come fare per fare donazioni, l'IBAN, che adesso poi vedremo anche sotto la grafica che spostiamo perfetto, la causale è sostegno emergenza coronavirus. L'IBAN, lo vedete è proprio lì sotto, è IT 71 V come Verona 0 200 80 20 17 000 10 588 90 30. Se non avete fatto in tempo a prenderlo, naturalmente lo daremo varie volte nel corso dei nostri collegamenti, quindi assolutamente state tranquilli che farete in tempo. Insomma, adesso ve l'abbiamo fatto vedere, poi se vi mettete con carta e penna più tardi, dopo qualche servizio, ogni tanto anche mentre parlo e leggo notizie, lo mettiamo fuori, così siete assolutamente. È intestato a Regione Veneto, non so se tutti avete la visione o magari il vostro televisore lo taglia sotto, però è intestato naturalmente a Regione
del Veneto. Questa è l'intestazione con la causale sostegno emergenza coronavirus. Questo quindi va direttamente alla Regione. Questo è il dato. Regione che ci dice, in attesa, come ben sapete, del consueto collegamento con il Presidente della Regione Zaia, che ci racconterà i fatti della notte, il punto, come sta andando l'emergenza. Emergenza che numericamente fino a questo momento, ve la ricordo brevemente ora con queste due tabelle, ma poi le analizzeremo con particolarità, vede 1595 persone che sono state rilevate positive al coronavirus e 137 in più rispetto alla sera di ieri, quindi diciamo è il bilancio della nottata, dei tamponi, di tutto quello che è arrivato probabilmente in mattinata, in tarda serata di ieri. E secondariamente questi sono la lunga e complicata tabella che parla dei ricoveri, per noi è sull'ultima riga che ci basiamo, sono 366 ricoveri, nell'ultima riga in basso gialla la vedete, ossia 9 più di ieri, sono 107 ricoveri in terapia intensiva, ossia 6 più di ieri, ci sono state 100 persone dimesse, quindi insomma c'è anche un dato che un po' potrebbe aiutare a respirare, sono 42 purtroppo gli decessi in totale, più 2 persone rispetto a ieri sera. Questa è la situazione della Regione Veneto sui dati ufficiali della Regione. Quello che facciamo insomma è darvi dei dati ufficiali oppure sempre riportarvi la fonte dei dati stessi, così sapete da dove arriva, quali sono appunto le cose che dobbiamo valutare da questo punto di vista. Come sapete, il tutto può essere riassunto anche dagli annunci che vengono fatti ormai in tutte le città del Veneto con gli altoparlanti, come in questo caso. Gli annunci della Protezione Civile. Attenzione, attenzione, messaggio a tutti i cittadini. In ottemperanza del decreto del Presidente del Consiglio e a tutela della salute di tutti, invitiamo i cittadini a rimanere in casa il più possibile. Questo il messaggio che riecheggia dagli altoparlanti dei 3 mezzi della Protezione Civile di Padova, che da giovedì sera corrono nei quartieri della città per informare i cittadini. Un messaggio per chiedere la collaborazione di tutti, questo negli intenti dell'amministrazione comunale. Sono giorni decisivi nei quali ci aspettiamo, secondo i calcoli e i modelli delle autorità sanitarie, il picco dei casi, ha fatto sapere il sindaco Sergio Giordani in una nota. È quindi necessario agire subito e in ogni modo per invitare la popolazione a rispettare alla lettera le prescrizioni. Limitando gli spostamenti solo per comprovate esigenze lavorative, per motivi di necessità, per motivi di salute o per gravi motivi familiari. Grazie per la vostra collaborazione. Allora, al 340 3212 aspetta, il 340 3218 379, quello è il numero che vedete in sovrimpressione sul vostro schermo, è quello per mandarci delle segnalazioni solamente scritte, non rispondiamo col numero di telefono, come abbiamo fatto negli scorsi giorni cerchiamo di raggrupparle, ogni tanto di dare risposte, di leggervele, commentarle assieme, vederle assieme a voi, però siete a casa, mandateci foto di voi a casa o video di voi a casa, possibilmente girati in orizzontale col telefonino, non in verticale. Se ci mandate foto di voi a casa, dei vostri parenti consenzienti naturalmente a casa, quello che fate, dove siete, insomma un messaggio anche da dare agli altri, noi siamo ben contenti di mostrarlo e di farlo vedere, di condividerlo, se avete qualche striscione, insomma inviateci tranquillamente le immagini e noi le mandiamo sicuramente in onda. Vi leggo una cosa che è appena arrivato. Sono un cittadino del Bassanese, c'è ancora troppa gente in giro per le strade, chi da solo, chi con dei figli, chi con il cane. La gente non capisce che deve restare a casa, i vigili dovrebbero dare multe più salate.
Allora, i vigili, quindi la polizia locale, assieme a tutte le altre forze dell'ordine ed adesso anche i militari, possono fermarmi, ma attenzione, non è una multa, è una denuncia penale. Si va a processo per quello che, oltre a pagare naturalmente dei soldi, c'è anche una pena detentiva. Quindi questo è la cosa, non è una multa. Togliamoci dalla mente che è una multa intesa come contravvenzione. È penale, quindi attenzione. Dopo altri, mano a mano che arrivano, vi leggiamo altri messaggi, potete sempre farlo. Ah no, ma scusate, ne ho un altro, così ve lo dico. Perché le profumerie restano aperte? Non sono certo generi di prima necessità, andrebbero chiuse anche quelle. Io credo che nella categoria che noi definiamo profumeria, in realtà vada compresa anche di chi vende detersivi, detergenti di ogni genere, e quelli invece, essendo ritenuti una necessità, probabilmente è una questione di categorie economiche. Ci sono molti negozi che hanno profumeria ma in realtà hanno detergenti, li conoscete molto bene, ci sono anche catene a questo proposito. Probabilmente questo resta attaccato a questa addizione merceologica che non è facile da togliere, da distinguere rispetto a un'altra questione merceologica diversa nel decreto. Quindi probabilmente questo è il motivo, sul fatto che uno Chanel numero 5 non sia un bene di prima necessità siamo assolutamente tutti d'accordo. Non scrivete che andate in profumeria a comprare Chanel, perché non è ritenuta sicuramente, benché siano aperte, non è ritenuta sicuramente una motivazione valida tra quelle previste dal decreto. Su questo ve lo posso assolutamente assicurare. Allora, abbiamo, prima di sentire Zai in diretta, facciamo quello che era il punto delle statistiche fatte proprio dal Presidente della Regione. La curva si sta impennando come previsto, è una curva che viene fuori dalle previsioni che abbiamo dei modelli matematici e ci dice ogni giorno. Devo dire che fino ad oggi la previsione degli esperti di statistica, di matematica, non si è mai discostata molto dalla realtà. Questo ci preoccupa, perché vuol dire che se si continuasse a confermare la curva, vuol dire che tutti gli interventi che stiamo facendo, anche con i comportamenti e il rispetto delle misure restrittive, vuol dire che non sono state rispettate fino in fondo, perché altrimenti si modifica. Fino al 25 abbiamo la stabilità, fino al 25 di marzo, di questo DPCM. Può solo che inasprirsi, ma non alleggerirsi. E le posso garantire, per i modelli matematici che abbiamo noi, gli algoritmi, che dal 25 marzo la situazione non è in discesa ma è in salita. Ah, quindi il picco deve Ma ancora guarda, arrivare. se la foto di oggi ha giustificato il provvedimento di oggi, la foto del 25 marzo giustificherà provvedimenti ancora più aggressivi. Che sia chiaro, il 25 marzo noi non siamo assolutamente, nei nostri modelli noi il picco lo raggiungiamo a metà aprile, il 15 aprile, questo è quello che ci danno i modelli. Quindi se qualcuno pensa che il 25 marzo sia risolta la partita, vuol dire che non si è capito di cosa stiamo parlando. Quindi dobbiamo aspettarci Bisogna, qualcosa di purtroppo, peggio, sa, quando si fanno i vaccini a scuola si studiano, si dice è la scelta di un popolo di convivere con la malattia. Stavolta non è la scelta del popolo di convivere con la malattia, ma dobbiamo convivere. E alla fine tutti quelli che saranno contagiati e non avranno, ovviamente guariranno, e saranno la stragrande maggioranza, molti dei quali non si ammaleranno neanche mai, saranno immunizzati, cioè avranno la formazione degli anticorpi. Speriamo questo, perché neanche su questo poi c'è certezza. In alcuni casi qualcuno ha ripreso il coronavirus. No? Ma sì, vabbè, però è anche vero che poi c'è una costruzione del vaccino, si dice che in 14 mesi lo potremo avere, quindi il prossimo anno lo si potrà avere, una parte di popolazione immunizzata ci sarà già, una reazione anticorpale per quanto minimale, avendo un virus che viene da un salto di specie, quindi non è un virus umano, comunque ci sarà. E poi guardi, deve parlare con personaggi come il professor Palù, il professor Crisanti, chi si intende di virus, in particolar modo il professor Palù, che li ha studiati tutta la vita e sono in grado di spiegarvi bene questa cosa. Questo quindi era Zaia, che ha cercato di dire con chiarezza: togliamoci dalla mente che il 25 di marzo, il 3 aprile la situazione si è migliorata con i numeri. Lui parlava già di un picco a metà aprile, quindi per questo che la situazione deve essere tenuta sotto controllo ai massimi
livelli da tutti i punti di vista, dal punto di vista della dal punto di vista qualcuno mi sta utilizzando l'agenzia, quindi ho bisogno che mi venga lasciata libera. Allora, stavo dicendo dal punto di vista delle curve, quindi e tutto quello che riguarda la statistica, sappiamo che non ci sarà una situazione diciamo molto cambiata, anzi dovrebbe essere probabilmente anche peggiore per le prossime settimane, quindi questa è una notizia sicuramente importante. Allora, parlo del coronavirus, soprattutto per quanto riguarda quanti sono i casi reali. Allora, i casi reali, e sto andando per quanto riguarda, scusate, intanto possiamo vedere assieme che sto facendo una ricerca, così non pensiate che sto navigando a caso. Allora, qual è la situazione? Più morti in Lombardia, manca il conto dei lievi, non è registrata la maggioranza degli infettati. Naturalmente Galli è del Sacco di Milano, ma parla anche in generale. Una spiegazione definitiva al momento non l'abbiamo. Certo, l'alta percentuale di anziani in questo paese e l'elevato numero dei deceduti che soffrivano già di più patologie hanno avuto il loro peso, dice Massimo Galli, che appunto è l'ordinario di malattie infettive dell'Università di Milano e il primario del Sacco, uno insomma lo Spallanzani, uno dei centri in prima linea in questo momento, assieme alle eccellenze per esempio dell'Università di Padova ospedaliere. Ma è comunque una questione di denominatori, e cioè di quanti decessi, su quanti, ma anche quali casi di infezione hai registrato. Se, come probabilmente è avvenuto in gran parte dei 25.600 test attuati in Lombardia, e vi diciamo che i test attuati in Veneto sono pari, sono circa 22.000, ebbene non ci si stupisce che il numero dei morti sia stato relativamente alto. Mancherebbero al denominatore infatti i casi più lievi, cioè la maggioranza degli infettati. In poche parole cosa succede? Succede che per quello che riguarda gli infettati, noi in realtà non sappiamo la mortalità, ci dice Galli, non la sappiamo perché non abbiamo i casi lievi, quindi in realtà noi la mortalità ce l'abbiamo solo sui tamponi che abbiamo fatto, che naturalmente sono ormai su persone che hanno i sintomi. Tanto vediamo che si sta preparando la conferenza stampa in diretta del governatore Zaia, lo vedo da sotto, possiamo fare vedere appunto che sta per arrivare il governatore Zaia. No, allora facciamo il collegamento registrato, però è il collegamento che abbiamo fatto da poco con Gorizia, per vedere lì com'è la situazione al confine con la Slovenia, che ha praticamente bloccato tutto. Abbiamo con noi, chiedo di venirci appresso, il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Allora, signor sindaco, questa è la situazione che è iniziata da quando? Io sono stato svegliato questa mattina presto da cittadini che mi dicevano: sindaco, non riesco a entrare in città, ma cittadini che con la loro autovettura, questo perché i camion che giungevano erano tutti bloccati indistintamente in un primo momento, perché sappiamo che quelli che sono in transito attraverso la Slovenia per andare in Ungheria e in Croazia non è più consentito loro questo passaggio, al pari, dice la Repubblica di Slovenia, al pari di quanto ha già deciso sia l'Ungheria che la Croazia. Però cosa è accaduto? Chilometri e chilometri di fila. I mezzi pesanti si sono collocati anche nella rotonda di accesso, che è uno dei principali accessi della nostra città. Tutti coloro che entrano dall'autostrada piuttosto che attraverso la strada del Vallone, che giungono da Trieste, letteralmente le vetture, perciò non i camion pesanti, le vetture non erano in grado di attraversare questo muro di camion che si sono trovati davanti. In più, non potendo questi mezzi pesanti, questi autotricolati, non potendo girare, cioè spostare il mezzo per tornare indietro, questo aveva creato questi parecchi chilometri di fila. Come amministrazione comunale ci siamo rapportati subito con la SDAG, che è la società confinaria partecipata al 100% dal comune di Gorizia. Abbiamo messo immediatamente a disposizione i posteggi, tantissimi sono gli autoarticolati che in questo momento hanno liberato, perciò quantomeno hanno
parzialmente liberato il sedime autostradale. La difficoltà oggi rimane, perché comunque perlomeno adesso le vetture che vogliono andare in Slovenia e viceversa possono farlo, pur con grandi difficoltà in questo momento. Abbiamo capito che con il nuovo governo sloveno intende dare una stretta, così mi è stato confermato da parte dell'amico Klemen, sindaco di Nova Gorizia, con cui ci si rapporta diverse volte al giorno, intende perciò dare una stretta. Bisogna capire cosa intende per stretta. Una cosa che a noi uomini e donne di confine lascia davvero perplesso è che c'è un trattato internazionale che si chiama Schengen e che perciò vale o non vale a seconda dell'umore in quel preciso momento di quel governo. La Croazia ha disdetto Schengen, lo ha fatto, non l'ha fatto. L'Europa deve appena decidere a Bruxelles se farlo, se consentirlo. Certo, in alcune circostanze ovviamente è consentito, ma in questo momento la sensazione è che ciascuno faccia letteralmente quello che vuole. Prima della diretta del governatore Zaia, una pausa pubblicitaria. Allora siamo in attesa di collegarci con il governatore Zaia in diretta. Io vedo già la sala stampa, non c'è ancora il governatore. Allora, altri vostri, ma innanzitutto il cartello che per quanto riguarda le donazioni del coronavirus, intestato alla Regione del Veneto. Regione del Veneto. Allora vi rileggo l'Iban, se avete carta e penna. IT come Italia, 71 V come Verona, 0 2008 02 01 7 0 0 0 1 0 5 8 8 9 0 3 0. La causale è sostegno emergenza coronavirus. L'intestazione è Regione del Veneto. Queste sono le donazioni specifiche per tutte le emergenze in corso in questo momento per quanto riguarda appunto il coronavirus. Il pastificio Rana, ad esempio un po' anche mano a mano che ci sono donazioni importanti da parte delle aziende, le segnaliamo, ha donato 400.000 euro per l'acquisto di apparecchiature per la ventilazione assistita per dare un aiuto concreto al sistema sanitario del Veneto e ai suoi professionisti impegnati per fronteggiare la diffusione del coronavirus. Le aziende insomma in questo caso erano destinate all'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar e all'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda in provincia di Verona, naturalmente essendo come ben tutti sanno Rana veronese, ma questo sta accadendo con molte aziende del territorio. Ne daremo senz'altro conto, insomma, perché è opportuna anche una importante gara di solidarietà e l'abbiamo visto anche con i nostri utenti. Intanto un altro dei vostri messaggi: stamattina dovevo andare dal mio medico in un altro paese, niente pattuglie, ma diversa gente che passeggiava. Ma la cosa più grave è che non tutte le persone anziane capiscono di stare a casa. Per tutti è un problema, appunto, è un problema essere a casa, per l'anziano lo è ancora di più perché l'abitudine alla passeggiata è radicata, ma purtroppo l'abitudine alla passeggiata per alcune settimane deve essere assolutamente eliminata. La passeggiata, tra virgolette, da fare solo ed esclusivamente per andare a prendere gli alimentari che vi servono, le medicine o cose del genere. Null'altro. Non è assolutamente il momento di una passeggiata nella maniera più assoluta. Anzi, a questo proposito vi leggo che cosa dice il sindaco di Auronzo, quindi Auronzo e Misurina non vogliono in questi giorni di emergenza coronavirus i turisti proprietari delle seconde case. Lo dice il sindaco di Auronzo, Tatiana Pais-Becker, lanciando un appello al senso civico dei villeggianti. Vista la gravità dell'emergenza sanitaria che tutta la nazione sta vivendo, scrive il sindaco,
Con la presente sono a lanciare un appello alla responsabilità invitandovi caldamente a non mettervi in viaggio per raggiungere il nostro comune, nel rispetto della normativa dell'ultimo DPCM sugli spostamenti non autorizzati. Negli ultimi 3 giorni sono pervenute all'amministrazione municipale numerose segnalazioni di arrivi di proprietari di seconde case, tanto che circolavano foto di parcheggi con automobili. La comunità di Auronzo e Misurina vi aspetta con le braccia aperte per la stagione estiva, non appena questo infelice momento sarà trascorso. Lo stesso appello era stato lanciato ieri anche dal sindaco di Cortina D'Ampezzo, e questo vale naturalmente in generale. Un conto era prima che l'emergenza bloccasse il movimento, ma adesso molto semplicemente il decreto per andare in sodo, non solo le seconde case, ma le terze, qualsiasi cosa, qualsiasi movimento non autorizzato che non rientri nella famosa casistica, non è autorizzato, non si può fare. È, oltre che una violazione penale, è una follia, perché la situazione, lo ha detto e lo ripeterà adesso tra qualche minuto il governatore Zaia. Facciamo vedere pure che c'è che c'è pronta la sala della protezione civile, colleghi in regia, possiamo farlo vedere tranquillamente. Eccola qua, vedete, è pronta, tutti pronti per il collegamento. Sicuramente ci sono cose importanti, perché la giornata, comunque ogni giornata è estremamente importante, quindi tra poco ci sarà questo collegamento. Ricordo il numero, lo vedete, per contattarci, sempre solo esclusivamente per iscritto, è 340 32 18379. Vi leggo altre vostre segnalazioni. A Castelfranco i vigili non fanno controlli, non si vedono in giro. Ho chiamato l'ufficio e mi hanno detto che sono sempre in giro per controlli, eppure in giro non li vede nessuno. Io che purtroppo chiaramente faccio una strada, quindi li vedo, c'è poca gente in giro, ci sono i camion, che quelli si devono muovere, ci sono le altre persone che per motivi di lavoro si devono muovere, ma le pattuglie ci sono, ne ho incontrate 3, quindi venivano fermate le persone, ci sono. Ovviamente non stiamo parlando di una civiltà militarizzata che mette una pattuglia. In Cina era più semplice, è diverso, lì praticamente i custodi degli stabili hanno anche un mandato da parte del governo, ma quello è un altro sistema. Qui quelli che dobbiamo controllare dobbiamo essere noi stessi. I controlli ci sono e le denunce, ieri sono state fatte decine, denunce penali, quindi su questo è poco ma è sicuro. Allora, perché i fioristi sono aperti, non vendono bene di prima necessità, poi le persone si sentono legittimate ad andare a comprare le piante da orto. I fioristi sono aperti, io ne ho visti chiusi venendo in giro. È una buona notazione, quando non so darvi una risposta chiedo, quindi adesso chiederò alla redazione, insomma oggi pomeriggio vediamo com'è la questione fioristi. Forse fioristi in questo caso le intende magari dei vivai che vendono appunto piante da frutto per l'agricoltura, e qualcuno intende male, crede di andare a prendersi le piantine da orto e pertanto in questo caso utilizza chi vende piante da agricoltura come se fosse una piantina da orto, e sappiamo che chi vende piante da agricoltura spesso ha anche dei fiori. Probabilmente questa è la motivazione, è un po' la stessa motivazione che c'è tra le profumerie e chi vende i detersivi. Sono quelle intersezioni, diciamo, di tipologia commerciale e produttiva che non sono facili da regolare nei decreti. Probabilmente questa è la segnalazione che viene fatta. Mi sto immaginando una risposta, però sentiremo specificamente le associazioni di categoria cosa ci dicono, così diamo una risposta più precisa, diciamo così, al nostro telespettatore. Allora, io lancio questo servizio, se per caso arrivasse il Presidente Zaia interrompiamo il servizio. Stiamo parlando di farmacie, che naturalmente, come ben sappiamo, è uno dei fronti aperti più caldi, assolutamente necessario e molto caldo, della nostra difficile emergenza. È attivo questo numero verde 800 065 510,
Federpharma, in collaborazione con i volontari di Croce Rossa Italiana, ha predisposto questo servizio per gli over 65, le persone non autosufficienti e ovviamente chi è colpito dal coronavirus. Diciamo che io lancio un appello: chiamate il numero verde, per favore, non in farmacia. Il servizio è gestito a livello nazionale, quindi portate pazienza se non prendete subito la linea. I farmaci vi verranno consegnati da un volontario di Croce Rossa Italiana in uniforme con il tesserino, quindi attenzione che il servizio è completamente gratuito, quindi bisogna sempre prestare attenzione alle truffe. Però ecco, questo servizio aiuta le persone in difficoltà, ma soprattutto ribadisce un altro concetto: state a casa. Oltretutto la situazione qui è un po' ovviamente critica, le mascherine purtroppo sono finite, la settimana prossima verranno riapprovvigionate, però vi ripeto, per favore, siate consapevoli che c'è un'emergenza, non andate in farmacia per il superfluo, e c'è un'app che si può anche scaricare per chi è più, diciamo, più dimestichezza con gli smartphone. Prenotate il vostro farmaco, non prendete farmaci in abbondanza, perché comunque bisogna essere anche solidali con chi ha davvero bisogno. E ringrazio tutti i farmacisti per la disponibilità che stanno dando in questo periodo delicato. Sono il primo diciamo supporto sul territorio, e quindi ringrazio a nome appunto mio personale. Sindaco Mario Conte ha diramato una lettera di ringraziamento ieri, e quindi siamo consapevoli del grande sforzo che stanno facendo ovviamente i farmacisti, come i medici, gli operatori sociosanitari, gli infermieri, il personale delle case di riposo. Serve la collaborazione di tutti, vi prego, state a casa. I trevigiani come si stanno comportando dal suo osservatorio? Insomma, ce ne sono di bravi, ce ne sono di meno bravi. Capisco che il momento è delicato, non è facile stare a casa, ma non siamo in vacanza. Prima mettiamo del nostro e prima ne usciamo, perché ne usciamo e andrà tutto bene veramente, però bisogna dare il proprio contributo e vi prego, non è un gioco, bisogna veramente essere consapevoli, sacrificare per il bene di tutti, di noi stessi, delle persone che amiamo, e prima mettiamo in pratica queste cose e prima ne usciamo, e ripeto, ne usciremo, e ne usciremo sicuramente migliorati. Il nostro senso di solidarietà, di altruismo è spiccato in noi trevigiani, in noi veneti, e dobbiamo dimostrarlo da adesso però. Questo è il servizio da Treviso che riguardava le farmacie. Prima di andare a vedere la denuncia dei bar e poi naturalmente qualsiasi cosa, noi andiamo immediatamente a vedere la diretta, se appunto c'è da sentire immediatamente il Presidente della Regione Veneto. Cosa ha detto il Ministro della Salute poco fa? Allora, il distanziamento sociale è la chiave per ridurre la diffusione del contagio. Le prossime settimane saranno decisive e dipendono dal comportamento di ogni singolo cittadino. Questo è appunto il Ministro della Salute Roberto Speranza. Perché? Perché come avete sentito anche prima, circolano ipotesi di picchi, di numero di contagi che circolano in queste ore. Come al solito noi vi forniamo solo ed esclusivamente notizie che hanno delle fonti e quindi che si possono andare a rivedere, potete andarvele a rivedere a casa. I numeri ve li diamo della Protezione Civile, i numeri ve li diamo, numeri dei casi, dei decessi, dei contagiati in genere dalla Regione Veneto, dall'azienda Zero. Questi sono i nostri punti di riferimento. Quando parliamo del riferimento globale usiamo le elaborazioni della Johns Hopkins University, quindi anche lì andiamo a cercare dei casi accertati che non perlomeno comunicati ufficialmente dai governi. Poi sappiamo che ogni governo ha il suo modo di comunicare i casi. Insomma, c'è molto da vedere da questo punto di vista. E per quanto riguarda, vediamo, un esperto. Allora, grazie alle forti misure di contenimento in atto, eviteremo un picco insostenibile diluendo e rallentando i casi SARS-CoV-2, che comunque ci saranno in un tempo più lungo. L'epidemia in atto, cioè durerà di più, ma il numero di casi risulterà gestibile per il servizio sanitario. Allora, questo chi lo dice? Lo dice Pier Luigi Lopalco, che è professore di igiene all'Università di Pisa ed è il responsabile epidemiologia
della task force della Regione Puglia per il contrasto al nuovo coronavirus. Regione Puglia che però è probabilmente in questo momento una delle regioni che ha, per fortuna assoluta sua ovviamente, meno problemi. I contagiati, Galli invece, che ha una situazione molto più simile a quella della Regione Veneto, perché è come sappiamo l'infettivologo dell'ospedale Sacco Milano, che gestisce situazioni gravi che hanno molte somiglianze con quelle del Veneto, dice: il numero reale di contagiati del coronavirus è più alto di quello ufficiale, ma non perché qualcuno sta nascondendolo, perché lo spiega Galli, appunto, che è primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano. Lo dice: abbiamo più contagiati dei casi per ora accertati e la letalità è più alta perché stiamo facendo i calcoli solo su quelli sintomatici e non sulla stima globale. L'aveva detto ieri, vi leggevamo proprio una notizia di ieri, l'ha ribadito oggi. E poi parla proprio della zona di Vo, pure che la guarda, insomma, come ricercatore dalla Lombardia, dall'ospedale Sacco di Milano. Nella zona di Vo sono stati fatti tantissimi tamponi e si sono visti i risultati. La scelta di non fare altrettanti in altre zone, per me, ha aggiunto Galli, è discutibile, anche se probabilmente è dovuta alla disponibilità degli spazi di laboratorio nel fare tutti questi tamponi. La battaglia si vince nei territori, come sul campo di battaglia. Gli ospedali sono delle retrovie, se continuano ad arrivare feriti non riusciranno mai a reggere. Il circolo vizioso va interrotto sul campo. C'è da coinvolgere di più la medicina territoriale per ridurre la portata di virus. Se le misure attuate avranno risultati, si potrà vedere ottimisticamente, quindi se le cose vanno bene, in sintesi, in 2 settimane. Faccio un paragone. A Wuhan, attorno al 25-26 gennaio, c'era un numero di casi paragonabile a quello della Lombardia al 3 di marzo e quindi diciamo un cluster anche abbastanza simile. Noi abbiamo avuto 3-4 settimane in cui il virus ha circolato liberamente. Questa è una bestia che ci ha invaso e che ci terrà compagnia per un periodo ancora non breve, e la mobilitazione di tutti è fondamentale perché questo periodo venga accorciato. Allora, diciamo, questo è una delle massime autorità italiane in materia, ha fatto specificamente il caso di Vo. Allora aveva ragione in questo caso il presidente della regione avere voluto, ottenuto anche il doppio tampone da Vo grazie alla disponibilità dei suoi cittadini, un doppio tampone che riguarda senz'altro la possibilità di vedere lo sviluppo di questo paese, 3.500 abitanti, e che è stato utile a tutti. Lo sta dicendo anche il primario del Sacco, quindi una delle strutture più all'avanguardia, più avanti. Ripeto, c'è Spallanzani, c'è Padova, c'è il Sacco Milano. Questi sono un po' i 3 punti che stanno cercando con la massima forza di andare avanti. Scusate, mi state comunicando qualcosa? Allora, direi che vediamo i vigili al lavoro, visto che pensate che vada tutto bene e non facciano i controlli, invece i controlli li fanno. Vediamo. Abbiamo sorpreso un bar che fa anche funzioni da tabaccheria vicino alla stazione aperto. Stava vendendo sia tabacchi che soprattutto effettuando servizio al bar. Ciò non è possibile, è stato quindi sanzionato e chiuso immediatamente. Adesso si procederà per violazione dell'articolo 650 del Codice Penale con un'ammenda da 206 euro e un provvedimento di sospensione da parte della Prefettura. Insomma, il messaggio è chiaro: con il decreto del governo che ha imposto una stretta sulle attività commerciali non si scherza e la polizia locale è in prima fila per imporne il rispetto. I controlli continueranno naturalmente per far rispettare questo decreto. Ribadisco che la ratio del decreto è rimanere a casa, quindi l'invito che stiamo facendo tutti è di rimanere assolutamente a casa. Non a caso il sindaco ha deciso anche la chiusura dei parchi e verificheremo che all'interno dei parchi non ci sia nessuno. Polizia locale che da giorni è alle prese con richieste di ogni tipo, alcune decisamente particolari. Qualcuno chiede di avere un permesso per guidare con la patente scaduta, cosa che non sarebbe possibile né adesso né prima. Ci sono persone che chiedono se possono ad esempio andare a prendere del vino in un paese vicino. Questo non è possibile. Ricordo che possiamo
spostarci solo per motivi di lavoro, per motivi di salute, per motivi di vera necessità. In tutto questo non sono di per sé vietate le passeggiate, ma anche qui la polizia locale dà un'interpretazione di buon senso in linea con le disposizioni di regione e comune. Se l'uscita è finalizzata all'attività motoria, questo è possibile. Naturalmente questo dice la legge, l'invito che facciamo è comunque di rimanere a casa. Si può fare attività motoria mantenendo 1 metro, però ribadisco che l'ideale è non uscire di casa. Resta un altro nodo, quello delle autocertificazioni per gli spostamenti. Su questo punto il comandante fa chiarezza. Portare con sé l'autocertificazione è preferibile, nel senso che si può partire già da casa con questa certificazione che basta scaricare da qualsiasi sito istituzionale e compilare a casa. Però nessun problema, nel momento in cui una persona venga fermata e non ha il certificato a portata di mano, a questo punto l'organo di polizia consegnerà il certificato da compilare in quella situazione. Questo quindi insomma è anche molto chiaro, questo responsabile della polizia locale e senz'altro insomma va tenuto presente. Allora andiamo avanti con le notizie che vi leggiamo come se fosse una rassegna stampa, però non del giornale del giorno prima come accade su una rassegna stampa, ma delle notizie di agenzia che arrivano, di notizie appena arrivate, quindi le leggiamo assieme così avete anche il tempo un po' di approfondire vari argomenti che magari in attesa appunto della conferenza in diretta di Zaia possono essere utili nel avere un quadro più generale in cui inserire anche quello che ci racconta. 2 decessi su 10 collegati al coronavirus sono avvenuti in Italia in questo momento, ovviamente tra quelli ufficiali. I 1016 morti del nostro paese rappresentano infatti il 21% dei circa 5.000 morti a livello mondiale con diagnosi di Covid-19 e quanto si apprende appunto dall'aggiornamento coronavirus, quello che c'è da sapere, pubblicato dall'Istituto Malattie Infettive Spallanzani il 12 marzo e basato sui dati dello European Center for Disease Prevention and Control della Protezione Civile, ovvero il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. La nostra percentuale in continua crescita ci rende secondi solo la Cina che conta il 66% dei decessi, percentuale che è in continua diminuzione però naturalmente perché se aumentano gli altri diminuisce la proporzione dei decessi in Cina, ovvero 3.172. Dopo di noi c'è l'Iran col 7,4% dei decessi, la Corea del Sud con l'1,4%. In quest'ultimo caso si nota un numero particolarmente basso di decessi rispetto agli oltre 7.869 casi registrati. Quindi diciamo la Corea è riuscita a tenere basso il numero di decessi. Qui sono ragioni mediche, logistiche, insomma da tenere attentamente sotto controllo. Sappiamo che questo è vero, però bisognerà poi confrontarlo con quello che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Alcuni paesi hanno un modo di calcolare i decessi, altri paesi hanno un modo di calcolarlo in un'altra maniera, cioè chi magari ha coronavirus e altra patologia molto spesso viene indicato come morto di altra patologia, però c'è da dire, per esempio in Germania non sono aumentati in questo momento, ci dicono le ultime statistiche, i morti di alta e di altra patologia. Insomma, da vedere probabilmente questa cosa, la statistica ha bisogno anche di bocce ferme, è difficile, è giusto fare le curve per capire come si sta andando più o meno, ma poi è solamente alla fine dell'emergenza che i dati e i controlli statistici e gli studi approfonditi su questi potranno essere fatti in maniera più completa. Vi leggo altre 2 domande, intanto 2 segnalazioni dei nostri telespettatori. Vi ricordo anche che il numero che vi diamo, che ormai conoscete, su cui potete inviare le vostre osservazioni scritte, le vostre richieste sempre scritte, è in realtà un numero che vi invitiamo a utilizzare anche per mandarci le foto di voi a casa e i video di voi a casa, possibilmente se ce l'avete orizzontale il video, se no vabbè mandatecelo verticale, diagonale, come volete, ma almeno è un modo per tenerci compagnia, ci farebbe piacere insomma vedere
come state a casa? Noi stiamo a casa, voi state a casa e quindi insomma sono un over 65. Posso andare a un supermercato del mio comune per comprare del cibo? Ci arriva ancora questa domanda? Assolutamente sì. Questo l'ha detto il Presidente del Consiglio fin dal primo giorno del decreto, del secondo decreto, qualora appunto dal secondo decreto non avessero avuto una chiarezza sufficiente. Questa volta l'ha specificato subito. Tra le ragioni di necessità ovviamente c'è andare al supermercato più vicino a voi, al negozio di alimentari più vicino a voi e così via, alla farmacia, a prendere quelli che sono dei beni di necessità, cioè il cibo è assolutamente un bene di necessità, quindi la risposta è assolutamente sì. Un mio amico lavora in una fabbrica vicentina senza guanti né mascherina, non tengono la distanza di sicurezza, la mensa è aperta ma entrano un po' alla volta. Se nelle fabbriche non rispettano le misure di sicurezza del governo, come si fa a migliorare? La sua indicazione è assolutamente corretta, cioè se non rispettano le misure di sicurezza, non rispettano i dispositivi, addirittura la mensa aperta, ebbene lì probabilmente ci sono dei problemi. Molte aziende stanno agendo in maniera del tutto diversa da questo punto di vista. Allora, sentiamo cosa dice Conte, perché Conte è ovviamente molto arrabbiato con la situazione internazionale che è stata molto pesante dal punto di vista dell'intervento della Banca Centrale Europea con il suo governatore centrale Christine Lagarde, che ha detto no, per quanto riguarda lo spread non è una cosa mia. Appena detto questa frase, cosa molto strana perché un governatore di una banca centrale dovrebbe soppesare le parole veramente al grammo in questa situazione, è partita immediatamente un'ondata di panico sulle borse con il 12% per esempio in varie città europee, il 17% alla Borsa Valori di Piazza Affari, insomma tutto un problema che non si vedeva per quanto riguarda l'Italia a livello proprio storico, a memoria d'uomo. E invece una situazione esattamente pesante anche in tutta Europa. Perché ha detto una cosa del genere? Tutti si chiedono come mai è potuta accadere una cosa del genere, questo resta sicuramente un mistero da questo punto di vista. Il problema appunto è che non ci si spiega come siano potute uscire cose del genere da chi conosce molto bene qual è il peso delle parole. Allora, la BCE attualmente, ci dicono le agenzie, che sta iniziando a correggere il tiro. Siamo pronti a fare di più e a adottare tutti i nostri strumenti se necessario, e possiamo dire svegliatevi, è necessario, per assicurare che gli alti spread che vediamo oggi a causa dell'accelerazione del coronavirus non mettano in pericolo la trasmissione della nostra politica monetaria in tutti i paesi dell'Eurozona. Lo scrive il capo economista della BCE, quindi non il presidente, ma il capo economista Philip Lane, in un blog sul sito ufficiale della Banca Centrale, il giorno dopo le frasi della presidente dell'Istituto Lagarde, che avevano provocato una tempesta sui mercati. Lane ha aggiunto che la Banca Centrale Europea, che ieri ha aumentato di 120 miliardi il programma di acquisti di titoli per il 2020, ossia praticamente per puntellare le banche, se possiamo dire così. È ovvio che puntellare le banche poi significa puntellare anche il sistema paese, non è che puntelliamo solo la banda Bassotti, puntelliamo comunque il sistema paese. Intende assicurare comunque la BCE, dice il capo economista, una presenza robusta sul mercato obbligazionario e in risposta a situazioni di fuga dal rischio o shock di liquidità potranno esserci fluttuazioni temporanee nei flussi di acquisti, possibile un taglio dei tassi se necessario. Allora, le due cose, ovvero agire sullo spread, tagliare i tassi se necessario, è stata finalmente detta dalla BCE. Teniamo presente che noi agiamo in un regime di tassi molto bassi, questo da anni e anni, e ovviamente ci sono tassi che viaggiano in negativo, diciamo che molto da scavare a livello dei tassi non lo si può fare, c'è
poco da scavare da questo punto di vista. Allora, il nuovo decreto come viene colto? Nel frattempo c'è un po' di ritardo, vedo, nella conferenza stampa in diretta, quindi andiamo con altri servizi e parliamo insomma di come la popolazione prende proprio il nuovo decreto. Posso passeggiare, ma non in luogo affollato. E lei adesso torna a casa? Torno a casa. Sono sottovalutate dalla gente che, come si vede, vanno in giro per la strada, chiacchierano. Via vai di un giorno normale stamattina in via Feltre, complice forse la presenza di negozi di generi alimentari, di un'edicola tabacchi, di una farmacia. Vedo che ci sono molti locali aperti comunque, anche al di là forse della necessità. Con le nuove regole come si vive? Allora, secondo me l'importante è poter accedere agli alimentari, alle farmacie, cioè ai servizi essenziali, e poi il resto dobbiamo rinunciare. Bisogna vedere anche il positivo. Siamo abituati molto bene, ma anche direi un poco male. E quindi se si riuscisse a capire che bisogna osservare le regole. Già, le regole sembrano non essere state comprese da tutti. I controlli rigorosi sono eseguiti lungo le strade di accesso alla città, ma in centro appaiono discreti, pur se numerose sono le pattuglie di polizia, carabinieri e municipale in circolazione. Qui la gente va in giro, passeggia indifferentemente, non si preoccupa di nulla. Non c'è controllo. Senza sosta la corsa in farmacia a caccia di mascherine. Devo andare in ospedale a fare una visita. È la terza farmacia che sto cercando una mascherina, per quell'ora che sto dentro là. Dottoressa, ci sono mascherine? No, non ne abbiamo più. Quelle che abbiamo ce le laviamo, ce le disinfettiamo la sera prima e il giorno dopo le riutilizziamo. Cosa consigliate in questo caso alle persone che vi chiedono i disinfettanti? Allora, bisogna lavarsi le mani con il sapone e l'acqua calda, ma lavarsi cantandosi la canzoncina da 1 minuto. La famosa canzoncina, magari uno non ha troppo voglia di cantare canzoncine, ma insomma è così. Andiamo a vedere Marghera. Veramente non mi piace utilizzare il termine città spettrale, non mi piace utilizzare il termine città fantasma, mi rendo conto che è il termine più vicino alla realtà in questo momento. Ma perché non mi piace utilizzare il termine città spettrale? Perché dentro quelle città ci siamo noi e, salvo prova contraria, non siamo spettri, siamo vivi con la voglia di pensare, pensiamo, ragioniamo, concentriamoci su quello che conta, non spettri. Andiamo a vedere Mestre. Venezia è ormai deserta da giorni e anche il suo entroterra ha risposto agli appelli a rimanere in casa, uscendo solo in pochi e determinati casi di necessità per contenere e limitare le possibilità di contagio da coronavirus. Non incrociare un'automobile in pieno giorno in un'arteria usualmente trafficata come Corso del Popolo è il primo segnale che anche a Mestre, almeno fino al 3 aprile, le cose non saranno più come prima. Poco più in là, Piazza Ferretto è quasi completamente vuota, pochissimi passanti. Le saracinesche rigorosamente abbassate, come prescritto dal nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sedie e tavolini accatastati negli angoli, sotto i portici, dovranno attendere parecchio prima di tornare ad essere utilizzati. In un'atmosfera surreale, una volante della polizia attraversa la piazza deserta. Il virus non si sposta da solo, dicono gli esperti, cammina per le strade assieme alle persone e le strade di Mestre sono vuote. A poter rimanere aperti in questi giorni sono in pochi, i negozi di generi alimentari. In Piazzale Candiani si fa la coda per entrare a fare la spesa scaglionati. Evitare assembramenti, limitare al massimo gli spostamenti non è solo un dovere civico a beneficio di se stessi e della collettività, ma anche un obbligo sul cui rispetto vigilano le forze dell'ordine. Anche la tangenziale offre uno scenario inedito rispetto a quella che fino a ieri era normalità. Pochi mezzi per strada, spesso di trasporto merci. Piazza Mercato a Marghera restituisce lo stesso scenario di Mestre.
Difficile trovare un precedente in cui si è vista una cosa del genere. Uno scenario che si ripete anche nelle zone commerciali. La grande distribuzione, a parte gli alimentari, rimane chiusa. I parcheggi sono deserti. Poi c'è un certo nervosismo, avete sentito anche proprio dalle comunicazioni che ci hanno fatto i nostri telespettatori attraverso il numero verde, in questo caso era di una fabbrica, i sindacati si muovono, ci sono stati in Italia vari scioperi spontanei da questo punto di vista. Confindustria Veneto dice continuiamo a tenere aperte le fabbriche, FIOM e altri sindacati di base dicono siamo pronti a fare invece uno sciopero. Da questo punto di vista non vengono attuate le misure, in altri casi vengono attuate, siamo molto rigidi, insomma situazioni così. Per esempio questo per quanto riguarda invece il Comune di Venezia con una diffida formale al sindaco Brugnaro. La CGIL metropolitana ha formalmente diffidato il Comune di Venezia chiedendo l'applicazione senza ulteriori ritardi di precauzioni anticontagio da coronavirus. Già la settimana scorsa quasi tutte le sigle sindacali avevano contestato la mancanza di provvedimenti per prevenire eventuali contagi tra il personale e chi si reca negli uffici aperti al pubblico. Appelli che, secondo la diffida dei legali della CGIL, non hanno mutato l'assenza di mezzi di protezione individuale per i dipendenti e persino di indicazioni su come operare in situazioni di evidente rischio contagio, tanto da far passare la parola agli avvocati con l'invio della diffida a Cafarsetti. È un preavviso di denuncia alle autorità competenti se non verranno immediatamente attuate tutte le prescrizioni del governo. In questo momento la giunta comunale non sta, secondo noi, tutelando la salute dei lavoratori del Comune di Venezia, che vuol dire non tutelare nemmeno la salute dei cittadini. Più di 2000 lavoratori continuano a recarsi nei posti di lavoro. Alla Polizia Municipale, ad esempio, non sono state fornite mascherine di ricambio all'unica in dotazione, né salviette per la decontaminazione delle divise e bombolette vaporizzanti per la disinfestazione delle auto di servizio. Prese di posizione analoghe a quelle del sindacato si sono verificati anche in sede politica. Il consigliere del gruppo misto Ottavio Serena ha denunciato come le convocazioni delle commissioni consiliari procedesse senza prendere atto dell'emergenza sanitaria in corso. Noi invece crediamo che tutti i servizi non essenziali vadano chiuse, che tutte le attività che possono essere spostate a distanza vadano spostate, che il lavoro agile previsto dai decreti del governo venga immediatamente attuato, perché dobbiamo continuare a garantire servizi, ma non possiamo esporre lavoratori e cittadini a rischi. Fare finta che questa emergenza non ci sia è gravissimo per i lavoratori e per la cittadinanza. Allora, ricordo intanto, mentre proprio è a minuti, a secondi la conferenza stampa, ricordo qual è il conto corrente della Regione Veneto, che è appunto un conto corrente che deve essere intestato alla Regione Veneto stessa con la causale sostegno emergenza coronavirus, il cui IBAN è l'IT 71 V0200 8020 170001 05 88 9030. Intanto vi leggo un'altra notizia, è un appello al Presidente del Consiglio Conte, che dice: uniamo le forze della ricerca e dell'innovazione dell'Unione Europea, un appello che all'ISEE, Cluster Tecnologico Nazionale Life Science, Farmindustria e Assolombarda lanciano il governo italiano proponendo una nuova missione europea per la ricerca del vaccino contro il Covid-19 con un budget consistente per un periodo di 12 mesi. In un momento difficile solo l'unione dei saperi e delle energie nazionali potrà fare qualcosa. Ecco Zae, che vi mandiamo in onda immediatamente in diretta. Faccio una comunicazione veloce perché abbiamo la conferenza aperta, è importante, quindi non ho tempo dopo, ve lo dico subito. Allora, le ordinanze, l'aggiornamento casi, eccolo qua. Puoi partire? Conferenza col governo.
Adesso abbiamo l'unità di crisi convocata, poi abbiamo col governo. Scusate che vedo qui. Per darvi innanzitutto i dati aggiornati ho fatto, grazie. Vabbè, lascia pure qua, grazie. Allora, i dati aggiornati sono 1595 persone positive e vi ricordo sempre che i positivi per noi sono coloro che abbiamo intercettato con un tampone facendo tutta la verifica dei contatti degli eventuali positivi o sintomatici che abbiamo trovato. Quindi i 1595 non sono gli unici positivi che abbiamo in Veneto, ne abbiamo molti di più, ma oggi agli atti ci sono queste persone che hanno un nome e cognome, sono in sorveglianza e sono in isolamento fiduciario. Poi abbiamo di questi 1500, 366 sono ricoverati, poi abbiamo oltre ai 366 abbiamo 107 persone che sono in terapia intensiva, 42 decessi e 100 persone già dimesse. Questo è il dato positivo che si esce anche da questo tunnel. Le considerazioni che vi faccio: noi restiamo assolutamente con la guardia alta, preoccupati per questa evoluzione. Purtroppo quello che questo virus è arrivato in Italia con una fama di essere una simile influenza o definizioni simili che ci sono state date purtroppo spesso anche da autorevoli esponenti del mondo scientifico. Oggi noi sappiamo che con questo virus una percentuale dei cittadini finisce in terapia intensiva e deve essere intubata. Il vero tema per noi è il tema della terapia intensiva, perché tutti gli ospedali, per quanto organizzati, per quanto all'avanguardia siano, oltre un certo limite non ci vanno. C'è un primo limite che è bene denunciarlo, che è quello dell'approvvigionamento delle macchine sul mercato. Un letto di terapia intensiva deve avere quantomeno come base una macchina, ovvero un respiratore meccanico. Oggi sul mercato non se ne trovano, ma non lo sto dicendo perché Veneto non ce li ha. Il Veneto ha i suoi respiratori e possiamo averne assolutamente per creare 600 posti di terapia intensiva. Però è pur vero che questa crisi la si respira a 360 gradi, è una difficoltà che hanno tutte le regioni, e visto e considerato che abbiamo interloquito con i fornitori di tutto il mondo ormai. Altro tema che si aggiunge alla impossibilità di avere da un lato respiratori e dall'altro presidi a tutela degli operatori, dei cittadini, ovvero le mascherine, tanto per dirne una, è rappresentato dal fatto che, non producendo più nulla questo Paese e gran parte dell'Europa, davanti a quello che sta accadendo in questi ultimi giorni, in queste ore, ovvero la chiusura delle frontiere, diventa sempre più difficile trovare qualcosa da poter sdoganare, oltre a tutti i delinquenti e i truffatori che ci sono sul mercato internazionale. 9 offerte su 10 ci chiedono pagamento anticipato al 100%, come fossimo dei delinquenti, e 9 volte su 10 c'è il rischio di trovare una truffa dietro a questo. A noi è capitato addirittura che un carico di mascherine di 550.000 mascherine abbiamo scoperto essere stato venduto a 3 realtà diverse. Una delle 3 eravamo noi non le abbiamo mai viste queste mascherine. Vi annuncio che stiamo collaudando e predisponendo un presidio nostro da dare ai cittadini, perché a questo punto, come facciamo sempre noi veneti, se non troviamo una soluzione fuori la troviamo in casa. Stiamo cercando di farcelo autorizzare e dopodiché attiveremo casomai la distribuzione ai cittadini. Mi spiace che ci sia qualcuno che cerca le polemiche, mi sto riferendo a una persona in particolare, però ogni tanto vedo anche nei canali di comunicazione dei social che c'è qualcuno che fa credere ai cittadini che non ci sono le mascherine perché non sono state comprate o altre giustificazioni del genere. Purtroppo presidi non ce ne sono, le ultime le abbiamo comprate in Sud America, le stiamo trattando col Sudafrica, le trattiamo con l'India, le trattiamo con la Cina, le trattiamo con tutti quei paesi che hanno delle produzioni, con la difficoltà che tutto il mondo, vorrei che fosse chiaro che stiamo parlando di una pandemia, non più di un'epidemia, da ieri è pandemia, tutto il mondo cerca questi presidi. Assieme a noi le telefonate arrivano
assieme alle nostre telefonate, alle nostre email, arrivano quelle degli americani, degli Stati Uniti, arrivano quelle del Sud America, arrivano quelle di tutta Europa ha il virus in tutti i paesi europei e in questo mega contagio pensate al Giappone o quant'altro. Quindi i fattori limitanti sono quelli, non sono quelli dell'organizzazione, ma sono quelli dell'approvvigionamento delle macchine e dei presidi e da un lato della sostenibilità del tema dei professionisti. Vi ricordo che le terapie intensive devono essere gestite da anestesisti, da tutti i staff, di persone intensivisti, tutte persone, tutti i professionisti che a un certo punto hanno un punto di tenuta oltre il quale, oltre un certo numero di letti, non si va. Perché vi dico questo? Perché io lo dico da anni che mancano i medici, ho tentato in tutte le maniere di portare a casa medici che non siano specializzati, sono stato attaccato, per fortuna che noi ci ritroviamo 500 medici, grazie a una scelta fatta extra coronavirus, per la quale sono in tribunale, vi ricordo, denunciato in tribunale, perché ho voluto assumere 500 medici laureati e abilitati, sono ragazzi che non hanno ancora la scuola di specialità. Serve la specialità, ma in un periodo di emergenza totale come questa, questi medici entreranno anche loro nella squadra per lavorare a tutela della salute dei veneti. Detto questo, oggi vi dico che già presenteremo delle misure, abbiamo le prime misure, adesso il primo pomeriggio parte una lettera sul mio mandato del dottor Mantoan in cui cerchiamo già di preparare il terreno alla fase più emergenziale. Voi sapete che se le misure di contenimento, ovvero se noi cittadini non riusciamo a rispettare il fatto di restare isolati, di restare in casa, di evitare contatti, eccetera, l'algoritmo che noi abbiamo, che fino ad oggi ha rispecchiato purtroppo la realtà, oggi ci annunciava 102 malati di terapia intensiva, ne abbiamo già 107 e ci dà la chiusura della giornata con oltre 110, vedremo come chiuderemo. Se non rispettiamo tutte queste regole, se le misure di contenimento quindi non danno risultati, è inevitabile che noi dobbiamo prepararci ai picchi sempre più alti. Vi ricordo che abbiamo picchi oltre i quali salta la sostenibilità del sistema, per cui dobbiamo assolutamente chiedere a tutti l'aiuto. Anche qui mi sta contattando una marea di persone, di veneti e venete, di cittadini, sia via mail, via social e anche via telefono in regione, chiedendo il tema delle chiusure ulteriori delle attività produttive. Voglio ricordare ai cittadini, e l'ho detto anche ieri e spero che diate informazione, che questi temi, sia quello delle scuole che delle imprese, non sono temi che possono essere affrontati legalmente dalla regione. Io capisco che tutti vedono un punto di riferimento, però è giusto capire che se tu hai una gamba rotta non puoi andare nel reparto di cardiologia perché non te la riparano, devi andare nel reparto giusto. Allora, siccome la legge prevede che questi siano provvedimenti nazionali, che si stanno riunendo anche oggi per discutere di questo, si sappia che noi non abbiamo potestà giuridica, ovvero poteri, per decidere oltre quello che c'è scritto nel DPCM. Lo dico perché alle 14 di oggi, quindi tra un'ora, i miei assessori incontreranno le parti sociali assieme al mondo datoriale per discutere anche di questo tema. Molte imprese stanno già chiudendo autonomamente, lo fanno da un lato perché non si possono permettere di avere un contagio all'interno del sistema produttivo, dall'altro lo fanno perché le frontiere, perché ormai Schengen non esiste più, è un'opinione, verrà semplicemente ricordato nei libri di storia. Schengen in questo momento sta sostanzialmente scomparendo perché abbiamo frontiere di fatto rispetto a noi di fatto di diritto chiuse. I 40 km del Brennero ieri sono una dimostrazione che gli italiani non possono più uscire dall'Italia. Ecco, le frontiere chiuse e tutte le misure di contenimento del contagio degli altri paesi europei portano le nostre imprese a non avere più un mercato straniero, quindi dovrebbero vivere solo il mercato domestico. Quindi molte imprese stanno chiudendo, ce ne sono alcune ancora che stanno lavorando. C'è la necessità comunque di mantenere in vita quantomeno la filiera dell'agroalimentare, del biomedicale e farmacologica, perché se chiudessimo quelle siamo spacciati, nel senso che non abbiamo prospettive di vita perché sono vitali per noi.
Però questo è un tema squisitamente nazionale. Ovvio è che con i dati, con l'aumento delle curve, questo tema dovrà essere affrontato, penso, nel giro di ore o di qualche giorno, nella peggiore delle ipotesi, però dovrà essere chiarito. Un appello ai cittadini di capire che non dipende da noi la chiusura o l'apertura di imprese. Quali sono le misure che verranno adottate in via preliminare e di preparazione, diciamo, alla grande onda che speriamo non arrivi mai? Sospensione con effetto immediato di tutta l'attività chirurgica programmata, dopo vi do il testo, programmata per la quale è previsto il ricovero in terapia intensiva post-operatoria, ad eccezione ovviamente degli interventi indifferibili in considerazione del quadro clinico dei pazienti e in particolare nell'ambito di chirurgia oncologica, tenendo conto della storia naturale della malattia, dei protocolli integrati con chemio e radioterapia. Vuol dire che si vanno in sala operatoria solo con le urgenze, malati oncologici che sono alla fine del loro percorso chemioterapico o radioterapico e quindi sono pronti per essere operati. Per capirci, la protesi all'anca sostenibile ancora con disagio non la possiamo fare perché occupa un posto di terapia intensiva. Cercheremo ovviamente, se poi quella protesi all'anca diventa invalidante al punto tale che diventa un problema, si opererà, però ai chirurghi diremo di fare solo le urgenze. Avete capito, il tema non è la capacità di operare, ma di occupare il letto di terapia intensiva. Vi ricorderete un giorno che la vera sfida di questa partita sono le terapie intensive, il resto non è un problema. Disporre di personale per la gestione dei posti, per disporre di personale per la gestione di posti letto aggiuntivi, sia di terapia intensiva che di semi-intensiva, si richiede di ridurre l'attività chirurgica programmata non urgente nell'ottica di recuperare personale per garantire la gestione dei posti letto attivati secondo il piano regionale per la gestione del Covid-19. Sospensione di tutta l'attività specialistica ambulatoriale delle strutture pubbliche e private accreditate, ad eccezione delle prestazioni urgenti e B. Quindi le programmate, i controlli a 6 mesi che dovrebbero, cioè questi no, solo le urgenze e le U e le B come priorità, garantendo sia come prime visite specialistiche che di controllo, comprese le attività riabilitative, l'attività in ambito materno-infantile e oncologico. Ovviamente il materno-infantile e oncologico non ha problemi. Qui cosa diciamo? Si fanno le urgenze, si fanno quelle che sono appena sopra le urgenze, ma sui controlli dobbiamo tirare il freno. Sarà cura di ogni struttura avvertire gli utenti programmati e altre priorità per riprogrammare l'appuntamento al termine dello stato di emergenza. I medici prescrivono le prestazioni con priorità di cui sopra, quindi le U e le B, fermo restando comunque la possibilità di segnalare situazioni cliniche meritevoli di controlli ravvicinati. C'è sempre una finestra garantita alla discrezionalità, perché noi non ci permettiamo di dire al medico fai il notaio, il medico fa il medico, però diamo un'indicazione rispetto a questa emergenza. Misure di mitigazione del rischio presso tutti i servizi, in particolare presso i punti prelievo. Quindi anche qui dare la garanzia per i punti prelievo e anche, ricordo, invito tutti ad andare a donare sangue. È sicuro, abbiamo necessità che si doni sangue. Chiusura degli uffici in relazione col pubblico e tutti gli sportelli di prenotazione con un contestuale potenziamento delle prenotazioni telefoniche. Quindi i rapporti diretti negli sportelli vengono tutti soppressi. Le risposte dei referti di laboratorio e degli esami strumentali verranno inviate per posta a domicilio dell'utente qualora non sia accessibile il collegamento internet, cioè gli anziani che vogliono le risposte gliele mandiamo per posta, non chiediamo che nessuno si presenti a ritirare referti agli sportelli. L'attività di distribuzione diretta dei farmaci, voi sapete che gli ospedali distribuiscono anche i farmaci, dovrà essere limitata a quelli ad esclusiva distribuzione ospedaliera. Ci sono dei farmaci che può solo distribuire l'ospedale, solo quelli, e quindi si comprime tutto il resto della distribuzione, erogando fino a 3 mesi di terapia dopo la dimissione da ricovero, quindi diamo anche 3 mesi di terapia e quindi non più la settimana e 10 giorni, fino a seguito di visita speciale. Dovrà essere utilizzato il canale delle farmacie territoriali, cioè chiediamo, e qui ringrazio tutte le farmacie territoriali che si portano a casa la distribuzione per conto, si chiama DPC quando trovate scritto distribuzione per conto, cioè loro distribuiscono per noi
Al posto degli ospedali utilizzeremo le farmacie per distribuire i farmaci. Le attività relative all'assistenza psichiatrica vanno mantenute inalterate, mentre ogni attività distrettuale rivolta al pubblico va sospesa, eccezione fatta per le urgenze e l'assistenza domiciliare. Nell'ambito dell'attività dei dipartimenti di prevenzione, l'attività dei servizi di igiene e sanità pubblica è da sospendere interamente, ad eccezione delle prestazioni urgenti e non differibili, quali titolo esemplificativo le attività vaccinali, quindi si continua con le vaccinazioni con carattere di urgenza, quelle previste dal calendario vaccinale pediatrico per la fascia di età 0-6 anni, quelle rivolte alla sorveglianza delle malattie infettive, le attività di screening oncologico di secondo livello, le attività di certificazione medico-legale con carattere di urgenza. Tali disposizioni sono condivise dal Comitato Scientifico nella seduta del 12 marzo, trovano applicazione sino al 15 di aprile. Sostanzialmente, senza diffondere inquietudini ai cittadini, tutto quello che è urgente si fa, gli interventi chirurgici si fanno, ovviamente tutto quello che è, come dicono i medici, in elezione, cioè cose che si possono programmare, si decide, non le si fanno in questo periodo fino al 15 aprile, salvo eccezioni che non ci siano urgenze, ci siano condizioni per le quali c'è necessità di intervenire. Detto questo, noi stiamo lavorando sul fronte delle terapie intensive, abbiamo i nostri 494 posti più altri, insomma ragionevolmente consideriamo di arrivare a 700, stiamo attendendo una prima fornitura, noi abbiamo già comprato macchine per conto nostro finché ci siamo riusciti, dopodiché stiamo attendendo un arrivo di 90 più 12, sono 102 macchine che ho concordato a livello nazionale nella distribuzione nazionale, ne attendiamo almeno altre 100 e più macchine riusciamo a portare a casa, più postazioni riusciamo a garantire. Siamo piazzati anche sulla terapia semi-intensiva, questo lo devo dire, cioè non c'è solo terapia intensiva, c'è anche la semi-intensiva dove applichiamo i famosi CPAP, quindi i caschi con la ventilazione, questo ci permette di dare risposta a centinaia di postazioni. E siamo attrezzati al peggio, vi ricordo che l'algoritmo ci dice che per i posti base di terapia intensiva con questa curva, se i cittadini non stanno a casa, non controllano e non rispettano le regole e se non c'è una flessione della curva, io mi auguro che ci sia, perché comunque per strada gente, al di là ancora del fenomeno del lavoro nelle industrie, di traffico è innegabile, ce n'è di meno, la sera c'è di fatto un coprifuoco totale e i cittadini fanno bene a seguire queste regole. Se questo non accade, noi verso 28-26 marzo, secondo il modello, andiamo all'esaurimento dei posti base di terapia intensiva. A quel punto entrano in campo i 150 accessori e poi speriamo di averne attivati altri. Abbiamo comprato stamattina, ieri, ordinato, che comunque siamo riusciti a trovare un fornitore, altri 100 letti ad alta specializzazione, stiamo portando a casa attrezzature, considerate che noi siamo ritenuti la regione con la più alta dotazione di macchinari, noi investiamo 70 milioni di euro all'anno in macchinari. Ciò non toglie che in queste ore stiamo anche negoziando alcune forniture, io spero ci vadano in porto, con un fornitore americano per ancora trovare mascherine e sembra ancora che ci possano recuperare dei respiratori. Non vi nego che stiamo anche pensando di organizzare, se riusciamo e se non ci intralciano con tutte le patturnie mentali che ci sono in questo paese, un aereo per vedere di riuscire ad andare a comprarci macchine, se sembra che ce ne siano, in Cina sempre rispetto ai respiratori. Se ci riusciamo non saranno macchine ovviamente con il marchio CE, ma quando c'è bisogno di salvare una vita umana verrà qualcun altro a spiegarci cosa salva il marchio CE, cioè, queste sono macchine che vengono utilizzate in tutto il mondo ma che da noi non sono utilizzate perché non hanno il marchio CE. Queste sono scelte che facciamo, le facciamo in emergenza in un paese che comunque eredita culturalmente una filosofia secondo la quale tutto deve avere un bancale di carte per ogni roba che si fa. Capite che siamo in guerra e in guerra alcune modalità le dobbiamo abbandonare. E la macchina sta lavorando, ringrazio tutti quelli che stanno lavorando.
di notizie non ne abbiamo solo di negative, ricordo che abbiamo 100 persone che sono state dimesse. Adesso cercheremo di incentivare ancora di più il fronte tamponi. Abbiamo visto che questo ci sta pagando perché ci permette di isolare i casi positivi che sono asintomatici e vanno in giro purtroppo a fare gli untori inconsapevolmente. Probabilmente qui tra tutti noi stiamo rispettando le distanze, probabilmente qualcuno di noi è positivo, non sa di esserlo. Vi confermo che noi a maggio, se le modalità di gestione delle indicazioni date di stare a casa, di non uscire eccetera non saranno rispettate, 2.140.000 veneti saranno positivi. Sì, abbiamo il 15 aprile, è giusto che l'avevo detto, una trasposizione rispetto, e hai ragione, rispetto all'ingresso delle terapie intensive, ho fatto io confusione. Abbiamo un picco massimo nelle terapie intensive il 5 maggio e il 15 aprile abbiamo già questi 2.140.000 veneti che potenzialmente potrebbero essere positivi. Io non voglio creare inquietudine, ma la stragrande maggioranza di queste persone sarà asintomatica e non lo saprà mai di aver avuto il virus, però andrà sicuramente a infettare qualcuno che non sarà asintomatico e che magari rischia di essere sottoposto a cure intensive in terapia intensiva o peggio ancora perdere la vita. Una cosa Guardate, 2 domande e poi devo tornare su, prego. sul piano Marshall che ha cominciato la sanità, si pensa alla riapertura dell'ospedale di Bunselice e di Valdobbiadene, il punto sul posti letto in terapia e quel presidio per fare mascherine interno al Veneto, dove potrebbe essere e quanto potrebbe produrre? Ma guardate, questo non voglio creare aspettative perché pensate solo che se uno gli dai a un cittadino mettiti uno straccio davanti alla bocca devi fartelo autorizzare, perché in questo paese ormai c'è chi pensa che lo straccio chissà in che tintura è andato, l'altro che pensa che forse ha degli acari e quindi poi gli vengono le allergie, un altro che dice che gli verrà la dermatite sui bordi dello straccio. L'Italia ormai è presa in questa, ma moriremo tutti di politically correct, di ipocrisia e di norme. Questa è la fine che faranno gli italiani. Io mi rifiuto di fare questa fine e noi andiamo avanti, non vi posso anticipare nulla, ma se l'operazione va in porto, una soluzione che non è propriamente una mascherina con gli elastici, ma insomma una soluzione da dare ai veneti ce l'abbiamo in attesa che arrivino le mascherine chirurgiche quantomeno. Sugli ospedali vi confermo, in questo momento vi posso solo dire che noi comunque confermiamo la cura dei nostri pazienti all'interno degli ospedali. In questo momento, sia chiaro per chi ci ascolta, non abbiamo in programma padiglioni esterni, campi base, caserme o altre cose. Stiamo facendo un programma perché i nostri clinici ci dicono che finché riusciamo a gestire il paziente in ospedale abbiamo il laboratorio analisi, abbiamo la terapia intensiva, abbiamo gli esperti pneumologi, cioè portare fuori una struttura significa poi avere in questo momento noi non stiamo valutando questo. Non vi posso dire nulla, nel senso che tutte le strutture sono sotto osservazione, ma per ora ci stiamo concentrando sulle nostre strutture, quelle in opera. Vi daremo un piano appena ovviamente siamo in grado di, cioè ce l'abbiamo, però vogliamo anche, come si vuole, asseverarlo con le proiezioni e capire un po' come si farà ad andare avanti. Prego. Se sei d'accordo, darei oggi la Presidenza ai colleghi della carta stampata che giustamente non possono... Poi devo scappare però. Allora, cominciamo con un'altra avanzata. Posso chiedere una cosa? Scusami, carta stampata e pace. No, ecco, scusa se insisto, Prego. Mi sembra di aver capito che per quanto riguarda la riapertura degli ospedali sono sotto osservazione, ma al momento non ci sono misure imminenti, ho capito bene? Sì, in questo, nel senso che noi abbiamo ben chiaro qual è il patrimonio attivo e inattivo utilizzabile della sanità del Veneto. Cioè il nostro patrimonio ospedaliero lo conosciamo. Ovvio è che noi non possiamo neanche creare 100.000 satelliti perché ci vogliono 100.000 staff e team che curino, quindi dobbiamo attivare una programmazione alternativa in questi 2 mesi in maniera tale che si curino i cittadini. A me interessa questo messaggio: chi si ammala ha bisogno di un ospedale, troverà un ospedale aperto. La discaponia è attiva? Sì. Perciò in tutto quanti posti letto per la terapia intensiva riuscite a... Noi in questa fase riusciamo ad arrivare, se ci arrivano le ultime macchine, a 700. Altre domande poi scappo, ragazzi. Governatore, posso chiederle però un po' d'ordine su.
Dai. Stava parlando lui, poi parlano i colleghi della carta stampata, Poi, prego. Finisco soltanto. Per quanto riguarda il protocollo a cui stavi accennando come precedenze, avrà effetto immediato? Sì. Parte la lettera oggi, quindi i direttori generali si attrezzano, insomma, da lunedì, cercando di non creare scompiglio e psicosi, però abbiamo necessità di cominciare a pensare che se ci serve un letto di terapia intensiva è meglio farcelo occupare, che so, da un paziente oncologico che è stato operato, ma non magari da una protesi che potevamo rimandare a fra 2 mesi, insomma, con tutto il rispetto per chi ha la protesi da fare, per carità. Siccome stavi dicendo che effettivamente le strade sono vuote, di notte non c'è nessuno, e vi riservate una valutazione degli effetti, con che periodo? Cioè, abbiamo ancora mediamente una settimana. Già si dovrebbero vedere i risultati, perché noi abbiamo un R0 di 2.4, vuol dire che una persona infettante ne infetta 2,4 ed ognuna di loro ne infetterà 2,4 e così via. Quindi se l'infetto mi sta a casa e più mi sta a casa, cioè il positivo asintomatico anche mi sta a casa, finisce che non mi raggiunge quei 2,4 che non mi raggiungeranno poi all'ennesima potenza i 2,4. Capite perché ci vuole l'isolamento? E viceversa non verremo infettati da chi infetta. Questo dipende tutto alla fine dai cittadini. Scusa ragazzi, però È fondamentale che noi ci mettiamo in testa che i cittadini, cioè noi veneti, siamo la prima cura. La macchina della sanità, se non ha la squadra dei veneti che lavorano con l'isolamento e restando a casa, andrà in overbooking, cioè significa che avrà più richieste di letti di quelli che può garantire, e quindi alla fine abbiamo la difficoltà di curare i cittadini. Siccome li vorrà curare bene, e se siamo bravi riusciamo a venirne fuori anche sufficientemente bene, nonostante tutti i decessi che abbiamo già evidenti, allora io direi che è fondamentale che tutti si mettano d'impegno. Ora, la collega Lanzani del Gazzettino, le prime 2 domande interpreto io, era sugli ospedali riaperti, hai già risposto. Previsione sulle assunzioni dei medici. Ma noi stiamo andando avanti, nel senso che a proposito, bene questa domanda, stiamo andando avanti, noi abbiamo tutti i bandi aperti, fra l'altro facciamo assunzioni con bandi aperti, quindi non c'è neanche il pericolo che poi si chiuda. Appello lo faccio a tutti quelli, uomini e donne di buona volontà, medici in pensione che vogliono tornare, come i riservisti quando ci vedevamo nei film che vengono richiamati, infermieri, OS, chiunque voglia lavorare, tornare anche i pensionati, anche tra gli infermieri, gli OS che vogliono tornare in circuito, si facciano vivi dalla direzione generale dell'ULSS o guardino su internet l'azienda zero, insomma trovino il contatto più immediato e vicino e vengono assunti. E andrebbero chiuse anche le fabbriche secondo lei? E la seconda domanda è: ritiene che l'allegato 1 dell'ultimo DPCM andrebbe rivisto, per esempio togliendo alcuni punti vendita ora aperti, tipo le ferramenti e i detersivi? Chi è che fa questa domanda? Sì. I detersivi cosa? Detersivi fermenti, ritiene che alcuni di questi esercizi andrebbero chiusi e poi andrebbero chiusi? Ma guardate, cioè, in linea di principio vanno chiusi tutti i luoghi di aggregazione, poi sulle industrie immagino che abbiano fatto a livello nazionale una valutazione rispetto anche a tutti gli incontri che hanno avuto, ce ne sarà uno anche oggi, a me risulta che oggi ce ne sia uno a livello nazionale con le parti sociali, cercheremo di capire quale sarà la soluzione, cioè in linea di principio, senza star lì sempre a dire Zaia vuol chiudere, Zaia parla di questo, Zaia parla di quell'altro. Scientificamente, se ci chiudessimo tutti in casa per 2 o 3 settimane, il virus alla fine sta lì a menarsi il dito in piazza e non trova nessuno da contagiare e poi se ne va, perché ha bisogno del nostro corpo per vivere. Cioè non è che resta in attesa che qualcuno esca di casa. Giacomuzzo, giornale di Vicenza. Poi devo andare. Sì, si stanno sperimentando farmaci, è stata avviata la sperimentazione. Sì, ve lo confermo, noi siamo assieme al Sacco di Milano, allo Spallanzani di Roma, e l'azienda ospedaliera di Padova sta sperimentando questo farmaco che sembra sia innovativo, e incrociamo le dita perché ci sono anche buone notizie. In una decina di giorni, secondo quello che ci dicono i clinici, dovremmo avere già i primi risultati, perché abbiamo dei pazienti che lo stanno testando. E richieste di aiuto dalla Lombardia, sono arrivati altri pazienti? Ma guardate, questo ok, noi abbiamo, da quel che mi risulta, abbiamo un paio di pazienti non Covid. Vi ricordo che la Cross, cioè il destinare i pazienti di intensiva da regioni che sono in collasso, cioè che sono in grossa difficoltà come la Lombardia, ad altre,
parte da due presupposti: non mandarli in regioni che hanno già emergenza, cioè noi e l'Emilia Romagna; due, non mandare possibilmente pazienti Covid, cioè mandare, che so, infartuati, politraumatizzati, pazienti che hanno avuto importanti interventi chirurgici. Noi ne abbiamo due e mi risulta che su Peschiera ci sia anche qualche migrazione naturale, perché i bresciani sono più vicini a Peschiera, al nostro ospedale, ma questo sta nella logica delle cose ed è bene che sia così, insomma. È come se io dicessi a uno di Portogruaro di fermarsi lì, perché poi se magari se Portogruaro dovesse andare a essere strapieno, ci sarà qualcuno che attraversa il confine e a qualche chilometro trova la tisana, per capirci, no? Il collega Tomassini viene a dire, sostanzialmente avevi già risposto, qual è il picco oltre il quale secondo lei salta la sostenibilità del sistema? Noi pensiamo intanto di non saltare mai e arrivare mai a quel punto, se i cittadini ci danno una mano. Due, ad oggi sulla carta se ci arrivano tutte le macchine, 700 terapie intensive. Tre, è fondamentale ricordare anche che noi poi abbiamo un carico di terapie semi-intensive che abbiamo molto più strutturato rispetto alle intensive, per cui insomma una mole, un contatto insomma con adesso non voglio dire numeri perché non me li ricordo, ma insomma penso che se 700 sono di intensiva non so, 300, 400, 500, non mi ricordo più il numero di semi-intensiva, riusciamo insomma a avere una buona base. Non sarà ovviamente sufficiente se tutti noi andiamo fuori, ce ne infischiamo delle regole e facciamo in modo che il contagio sia più veloce di quello che noi vorremmo che non fosse. Ultima domanda. Macchine della respirazione che sono macchine Queste sono macchine, respiratori meccanici, quindi diciamo intensiva. Respiratori meccanici, altre 100 che ne dovranno arrivare entro quando? Secondo i dati nazionali dovremmo esserci in una settimana, quindi in teoria io ho un 202 macchine che dovrebbero arrivare, 102 ce l'ho già in arrivo, sono già spedite, 100 le sto attendendo. L'ultimo, oggi giro di vite anche per il trasporto pubblico, i parchi Sì. sono tutti chiusi e i cimiteri? I cimiteri, guardate, c'è la regola, adesso ne abbiamo discusso anche ieri mattina, sinceramente mi trovate impreparato, però io sono rimasto alla regola della cerimonia funebre solo per parenti veloce in cimitero. C'era un problema, adesso che ricordo, perché io mi faccio tutte le videoconferenze, penso di aver stopprimato, dalla mattina. C'era ieri mattina, se non ricordo male, un problema, perché giustamente c'è, che è pratico, perché a volte alcuni defunti hanno mandato in isolamento tutti i familiari, quindi c'è l'impossibilità di fare il funerale con i parenti, quindi anche lì ieri so che c'era anche qualcuno che diceva ma comunque devono essere tumulate queste salme, non possiamo accumulare salme, però c'è anche il tema dei familiari che vorrebbero partecipare alle esequie, ma a volte abbiamo clan interi in isolamento. Non è un problema ancora veneto, però c'è a livello nazionale. Oggi abbiamo sacrificato i colleghi delle TV, velocemente, scusate, vi ho messo in... Due domande e poi vado, ragazzi, devo andare. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale avete limitato? Avete le ordinanze, le ho firmate stamattina, scusatemi, ve le lascio. La filosofia qual è? Fare in modo di dare più mezzi dove c'è carica, in modo tale che si diluisca l'affollamento in alcuni orari e sopprimere corse che sono perennemente vuote. Oggi di sera non gira più nessuno, per ovvi motivi, no? Il picco, se le precauzioni non funzionano, arriverebbe allora il picco 26-28 marzo. Sì, più o meno sì, Luca. Considera che noi dal 24 andiamo in tensione sulle terapie di base, cioè vuol dire sulle 494 terapie intensive di base. Dopodiché abbiamo un margine di altre 120-130, passatemi i numeri, e poi dobbiamo attrezzare, però ripeto, il tema è che abbiamo questo elemento in più delle frontiere che sono chiuse e quindi noi ci ritroviamo che magari abbiamo degli ordini ma ci vengono bloccati perché abbiamo queste difficoltà. Io se... Ne avevamo pagate quelle mascherine che ci hanno portato via? Il 50% sì. Quella era una fornitura 50, sì vabbè, ma abbiamo colui che ce l'ha venduta e comunque l'intermediatore era anche fra l'altro accreditato il nostro fornitore, quindi adesso ha anche l'imbarazzo di
di averci dovuto dire che se le siamo comprate in 3 quelle forniture, ma a sua insaputa, cioè. Governatore, l'antivirale per non posso... Noi sdoganavamo in Svizzera. Dalla Svizzera? Sì, io vi dico anche di più, siccome io sono un rompiballe, mi sono fatto mostrare anche le foto del camion quando partiva tutto. Sì, vabbè. Perché a Genova è arrivato? Prego? Non è arrivato a Genova questo carico? No, questo, il carico di Genova c'è arrivato, è un'altra roba, l'abbiamo sdoganata. Questo delle 550.000 era in Svizzera. Io ho visto le foto, il portellone del camion aperto, tutto regolare. Solo chissà quando gli ha fatto vedere le foto. Scusa, governatore. Ultima. L'antivirale ha già risposto, quindi la ringrazio. Una comunicazione però per gli anziani, ed è proprio un'allerta della protezione civile, i truffatori che si spacciano. Sì, hai ragione. Non aprite la porta a chi vi viene a dire che vi viene a fare i campioni. Punto. Il caso del, scusate, il tampone viene fatto a domicilio per coloro che vengono sottoposti a verifica perché c'è un caso di positività, ma l'anziano sa se è un parente che è un caso di positività, casomai verrà contattato da un parente e dice guarda che passano mamma, zia, nonno, quello che è, guarda che passa la LULS a fare il tampone perché papà o mio fratello o qualcuno che conosci che è venuto anche in casa da te oggi è positivo. Però gente che suona il campanello così dicendo devo fare il tampone, non apritegli e chiamate subito i carabinieri o i vigili o qualcuno perché sono dei truffatori. Annuncio che non è escluso che noi facciamo una campagna di tamponi sulla popolazione, ma perché ci serve un dato, statisticamente un dato pulito, ma non andiamo per le case, cercheremo dei luoghi tipo i supermercati o altre robe, ma li facciamo in maniera ufficiale con tutto ufficiale, ma questa è una roba alla quale stiamo lavorando perché ci serve per i modelli anche un elemento pulito, cioè una popolazione non in isolamento, non che ha avuto contatti noti, in maniera tale che sia una popolazione che in teoria potrebbe essere totalmente esente. Serve per comparare con il test che state Con facendo gli altri. Ma dove per esempio? Ma se lo facciamo dappertutto, A caso. deve essere il più casuale possibile. Tipo che non so, uno entra qui e dice bene, ma voi non siete, noi non siamo una popolazione, una corte rappresentativa asettica, perché comunque abbiamo frequentato luoghi, interviste, eccetera. Potrebbe essere fuori da un supermercato. La legge prevede che solo i sintomatici possono fare i tamponi. Sì, ma se avessimo ascoltato la legge a Vo non avremmo mai fatto i tamponi. Ciò si può. Guarda, cioè, a questo punto di alcune leggi eviterei di parlare. Numero indicativo di questa No, non so, guarda, cioè, potrebbe essere che abbiamo un elemento per 1000, 2000, 3000, perché ci serve solo statisticamente. Ma se accadrà ve lo diremo. Devo salutarvi. Una nota operativa, tutte le misure che lui ha... Ve le consegniamo? No, li ha fuori comunicato. Grazie, buon lavoro, buongiorno. Ecco, questo... Ricordate questa storia per favore che scuole, aziende, chiusure non dipendono dalla regione, ma non lo dico per come scaricabarile, perché è anche da spiegare un'altra roba, che l'attivazione di ammortizzatori sociali e altre misure economiche devono essere agganciate al decreto del governo. Oltretutto, quindi chiudere un'azienda, ammesso non concesso che uno ci riesca a farlo, comunque l'azienda non ha strumenti, diciamo, finanziari economici di aiuto se non c'è un decreto a monte. Grazie. Grazie. Buon lavoro. Questo quindi tutta la comunicazione che essenzialmente verteva su 2 punti, poi avete sentito molte domande di natura tecnica, ma 2 punti principali. Uno, che è partito il piano per aumentare la capacità di tutto quello che è la terapia intensiva all'interno degli stessi ospedali, quindi questa è la scelta della Regione Veneto, giocare tutto sugli ospedali, non tanto in padiglioni, in strutture esterne, ed è stato raccontato quali sono tutti gli step di questo piano, dopo li riaffrontiamo assieme, insomma dei passi molto importanti, molto forti. Seconda notazione che ha fatto il Presidente della Regione Zaia è che i tempi saranno molto molto lunghi, che bisogna stare in casa perché sennò c'è il rischio di avere veramente oltre 2 milioni di persone contagiate al 15 del mese prossimo e oltretutto
L'altro problema è quello della completa saturazione, appunto, come ben sappiamo, dei posti in terapia intensiva, e lì avere i veri, autentici, gravi problemi che si sta cercando disperatamente di scongiurare. Vi mando solo il conto corrente della Regione Veneto, intestato a Regione del Veneto, la causale è sostegno emergenza coronavirus, l'IBAN è IT 71 V0 200 8020 17 000 10 588 90 90 30. Questo è, ve lo facciamo vedere molte altre volte, quindi non preoccupatevi. Adesso c'è una pausa pubblicitaria, ve lo facciamo anche vedere subito dopo la pausa pubblicitaria, tra poco. Ben ritrovati. Allora, prima di farvi vedere, come vi avevo detto subito prima della pausa pubblicitaria, il conto corrente della Regione Veneto per l'emergenza coronavirus, cosa dice il professore di igiene dell'Università di Pisa, responsabile di epidemiologia. Grazie alle forti misure di contenimento in atto eviteremo un piccolo insostenibile, diluendo e rallentando i casi di SARS-CoV-2 che comunque ci saranno in un tempo più lungo, e l'epidemia in atto durerà di più, ma il numero dei casi risulterà gestibile. Però questo è visto dall'Osservatorio del Sud, dove la situazione epidemiologica naturalmente è diversa, benché si tratti ovviamente di un professore universitario, di un esperto. Sicuramente diciamo, lui ha un approccio ottimista. Diciamo che l'approccio che ha avuto il Presidente della Regione Veneto non è stato né ottimista né pessimista, è stato molto legato ai numeri, alle curve, pratico, alla statistica. Insomma, è partito quello che viene definito, poi dopo ve la facciamo sentire, se non l'avete sentita nel primo pomeriggio, l'intervento importante che fa partire il piano salva letti terapia intensiva della Regione Veneto. Proprio era questo, diciamo, il motivo principale della conferenza stampa. È partito il piano salva letti terapia intensiva della Regione Veneto. Proprio a questo proposito è utile quindi dare un contributo, chi può darlo ovviamente, insomma sono periodi problematici per tutti, però abbiamo visto le aziende anche muoversi molto. Le donazioni vanno fatte intestate alla Regione del Veneto, l'IBAN è l'IT come Italia 71 V0 200 80 20 17 000 01 05 88 90 30 con sostegno emergenza coronavirus. Poi al numero che vedete invece in sovrimpressione, che tra poco riappare, voi potete inviarci i vostri SMS, le vostri WhatsApp, che sono SMS e WhatsApp che senz'altro ci sono utili per capire un po' lo stato della situazione in giro, quelle che sono le vostre domande, ma anche le vostre impressioni arrivano sempre, anzi ve li leggo. Noi bidelli lavoriamo nonostante le scuole siano chiuse, rischiamo anche noi la nostra salute, voi lavorate e rischiate sicuramente la salute, tutti rischiano la salute in questo momento. Abbiamo visto quante persone possono essere contagiate anche in maniera del tutto inconsapevole. Ovviamente a lavorare, a muoversi, il rischio aumenta, però chiaramente diminuisce di nuovo se vengono attuate tutte quelle misure di contenimento, di sicurezza, di allontanamento proprio dallo spazio sociale delle persone sempre più lontane uno dall'altro, e questo è il lavarsi spesso le mani e così via. Questo diminuisce radicalmente il tutto. Perché non vengono riaperti quegli ospedali che ora risultano chiusi? In questo modo ci sarebbero più posti letto a disposizione. Avete sentito proprio nella lunga conferenza stampa specifica su questo argomento dare delle risposte proprio il Presidente Zaia. Non è tanto il numero dei posti letto, ma quelli in terapia intensiva, e soprattutto se ci sono le macchine per farlo. Macchine, posti letto in terapia intensiva, non il disperdere le persone, perché
Gli operatori che lavorano non sono infiniti, quindi devono essere contenuti in determinati hub, in determinati spazi che abbiano al loro interno la terapia intensiva, le terapie intensive, e che questi spazi siano appunto concentrati proprio per avere il personale che lavora, perché magari avere posti letto ma non avere personale che lavora, il problema non è risolto, non è tanto un problema di posti letto in generale, ma di posti in terapia intensiva. Faccio la COLF presso una famiglia, devo continuare a lavorare o meglio di no? È una domanda specifica, in assoluto come sempre la risposta generale è meno ci si muove meglio è, chi lavora naturalmente in regola lo deve fare però tenendo le opportune distanze in ogni modo. Se le distanze non sono possibili ovviamente bisogna usare mascherina, bisogna usare guanti e tutti i dispositivi del caso. Questo vale esattamente come il suo posto di lavoro, perché il suo posto di lavoro in questo caso è una casa altrui, naturalmente se ha un posto di lavoro regolare da questo punto di vista, lei può dimostrare di andare a lavorare e quindi può continuare. Le motivazioni di diciamo così, rallentamento dell'attività e se ovunque sia possibile la prudenza batte tutto. Stanno arrivando, abbiamo chiesto a questo numero anche di inviarci foto, di inviarci video di voi che siete a casa, ci stanno arrivando, vediamo un po'. Allora, qui aspettate che lo apro con un altro sistema perché ovviamente me ne apre con uno diverso e io apro con questo, così li frego, eccoli qua. Allora, qui abbiamo al lavoro proprio Fornelli, quindi lavoro numero 1. Lavoro numero 2, qui siamo invece in giro e stiamo tenendoci in forma. Chi ha il tapirulan, non so se in camera o visto le scaffalature è un box. Ottimo lavoro anche questo per quanto riguarda il lavoro da fare. Poi vediamo se riesco a vedere, poi ci state mandando quello che voi state magari attaccando al vostro balcone, eccolo qua, bello, bandiera italiana, uniti ce la faremo, Italia se desta. E poi c'è chi adatta magari simboli italiani alla nostra situazione ed è un simbolo italiano per esempio che viene fatto con, vediamo questo, esatto, questo qui, si utilizza uno dei simboli italiani per eccellenza, ovvero le frecce tricolore, magari girate da voi stesso con un ce la faremo, insomma questo visto che è un simbolo di orgoglio nazionale, le frecce tricolori, eccole qua, ce le state mandando voi, ecco, mandateci i vostri video di incoraggiamento, di voi a casa, di quello che volete parlare, tricolore nel cielo, e quindi teniamo duro tutti, questo è importante, e soprattutto siamo franchi, veri, le cose che contano, teniamo presente questo è quello che conta veramente. Noi andiamo avanti, intanto scusate io riapro un'altra scaletta, ricontrollo le cose, volevo parlarvi dei dentisti. I dentisti sono sicuramente un fronte interessante perché chiaramente c'è l'aspetto medico, c'è l'aspetto della grande vicinanza e questo è un qualcosa che appunto deve essere tenuto presente, ma i dentisti ovviamente anche loro, essendo assolutamente indispensabili, stanno funzionando. Studio dentistico, buongiorno, sono Laura. Buongiorno signora, dovrei farle alcune domande. Intanto lei sta bene? L'intervista telefonica preventiva sullo stato di salute dei pazienti è solo uno dei provvedimenti integrativi che si sono aggiunti ai già severi protocolli di prevenzione e disinfezione negli studi dentistici. La paura del contagio del coronavirus ha provocato anche qui il crollo del numero di pazienti che vengono a farsi curare. Lo studio odontoiatrico già da tempo è strutturato e preparato ad affrontare patologie ben più gravi del coronavirus e quindi tutto quello che è il processo di disinfezione, pulizia e sterilizzazione degli studi
avviene già da tempo e contro situazioni ben più gravi. Ad oggi gli spostamenti dei cittadini sono autorizzati anche per comprovati motivi di salute. Ecco che le terapie urgenti e quelle non differibili sono garantite, posticipando tutte le altre. Basterà chiedere al proprio dentista di certificare con un semplice SMS o un documento da esibire su smartphone che ci sta muovendo proprio per sottoporsi a terapie odontoiatriche. Buongiorno. Buongiorno. Le lascio il gel. Grazie. Prego. E si accomodi pure in sala d'attesa. La ringrazio. Grazie. Allora, in primis una riorganizzazione dell'agenda, in questa maniera riusciamo a dilazionare gli appuntamenti ed evitare che ci siano assemblamenti all'interno della sala d'attesa. Poi c'è la sanificazione di ogni ambiente nel cambio tra un paziente e l'altro, e quindi l'aerosol viene eliminato con il ricambio d'aria. Per evitare che ci siano infezioni agli operatori e poi crociate ai pazienti, ci sono anche i dispositivi specifici di protezione. Rimandare le cure odontoiatriche per eccessivi timori non è una scelta razionale. Se trascurata, si rischia di peggiorare la situazione, dovendo poi magari ricorrere al pronto soccorso, complicando la vita negli ospedali, già messi a dura prova. Gli studi odontoiatrici sono sicuri, le cure vanno continuate per non intasare gli ospedali, continuate a curarvi. Sono a circa 1 chilometro dalla chiesa, posso recarmi a fare una visita e una preghiera? Limitiamo gli spostamenti tutti, ci sono le funzioni che vi vengono anche trasmesse in diretta, per esempio anche noi alle 11 di domenica prossima avremo ancora in diretta il Patriarca con la messa per tutti i nostri telespettatori, quindi questo è un momento in cui assolutamente meno ci si muove, meno si rischia e meno si fa rischiare in generale. La preghiera sicuramente arriva da tutte le parti, si sa che si ascolta comunque, indipendentemente da dove. Per quanto riguarda invece, chiedo scusa, vediamo, allora stanno arrivando le vostre cose. Allora, qui abbiamo nonna Isetta che fa la lasagna, allora però come sempre ve la voglio fare vedere, nonna Isetta che ce l'ha appena mandato, eccoci qua. Quindi nonna Isetta è a casa e ha fatto queste belle lasagne che sono sicuramente un aiuto per lei e per la famiglia, e noi idealmente ce le portiamo a casa. Nonna Isetta, brava, stia a casa, è la cosa più sicura di tutte, e faccia le lasagne perché quelle aiutano veramente a passare la situazione in questo momento. Poi mi hanno detto che c'è un bel disegno, vediamo se lo riesco a trovare. No, dopo lo cerco, ecco forse questo. Sì, bellissimo. Allora adesso scusate, ma ho un problema che devo fare 2 passaggi col computer per aprirlo, ma sono sempre ottimista, a volte ingiustamente, lo faccio così lo stesso, dai, ve lo faccio vedere così. Allora, è un disegno, il presidente Luca Zaia dice mi raccomando state a casa, e come vedete non manca il microfono che è presente. Questo lo potremmo usare quasi come spot anche qua dietro per dare un messaggio. Mi raccomando, state a casa. Questo l'ha fatto Andrea, si è anche firmato Andrea Milani, leggo bene la firma, se leggo bene la firma è Andrea. Bravo Andrea, ottimo, questo vale più come, è anche assomigliante Zaia, sì via, insomma, un po' più nero di capelli, ma ci siamo. Continuate a mandarci foto, video di voi che state a casa, noi li mandiamo in onda, ci teniamo compagnia, ogni tanto facciamo magari anche qualche sorriso, visto che sono veramente molte le cose che insomma ci preoccupano per mille e giustificati motivi. Sentiamo il sindaco di Roncade, non so cosa ha detto, è appena arrivato, quindi vorrei sentirlo proprio assieme contemporaneamente alla regia. Grazie, in questo momento in regia ci sono tra l'altro Renzo Rigoni e c'è anche Alessandro Costacurta. Grazie.
Cari cittadini e cittadine, vorrei prima di tutto ringraziarvi per l'impegno che tutti insieme stiamo mettendo nell'affrontare questa emergenza. Tutto questo passerà. Ognuno di noi sta facendo e farà la propria parte, esattamente come deve essere naturale in una comunità. Continuiamo a tutelarci con serenità e fiducia in questo perimetro di sicurezza reciproca che realizziamo attraverso il rispetto di semplici regole di buon senso che valgono per tutte le età. Osserviamo le norme igieniche, manteniamo le distanze di sicurezza, evitiamo assolutamente gli assembramenti, stiamo a casa il più possibile. Muoversi si può, ma solo per motivi sanitari, per lavoro e per stretta necessità. Il nostro comune continuerà ad informarvi in maniera corretta e puntuale sulle novità legate agli aspetti sanitari e normativi e sulle forme di sostegno e tutela per le famiglie e le attività produttive. In queste ore è attiva la consegna dei generi alimentari e dei farmaci necessari alle persone in isolamento domiciliare disposto dall'ULSS e prive di supporto familiare. Stiamo raccogliendo le adesioni delle attività commerciali che generosamente si stanno rendendo disponibili alla consegna a domicilio dei beni di prima necessità. Vi invito dunque a seguire costantemente i canali informativi del Comune ed essere così sempre aggiornati. Insieme ce la faremo. Tutto questo passerà. Passerà, certo. Il problema è che passi con le strutture sanitarie, come ha detto poi nella conferenza stampa, integre in grado di fare fronte il più possibile all'emergenza. Ci fermiamo ora per una breve pausa pubblicitaria.